esce il lanciatore dal monte per un tentativo di pick-off, non lancia addirittura la palla, ma fa arretrare Thomas Cifalinò sul cuscino, Canuti, scusatemi, Canuti, grande errore. Allora, secondo lancio girato in foul a destra da Davide Bonemei, un ball e uno strike. La parabola sembrava curva, la palla batte sul seconda base, facile assistenza, e termina così il primo attacco anche per i Rimini. E a breve prenderemo la linea per commentare il secondo inning, andiamo in pubblicità. Linea per il secondo attacco del Pantere di Potenza Picena, dunque parte alta del secondo inning. Nel box di battuta Gabriele Giustozzi, il quinto del line-up delle Pantere. Un bel lancio che a me sembrava sul filo, così non è dell'avviso l'arbitro, sul filo esterno, dunque un ball su Gabriele Giustozzi. Questa volta filo interno, ancora Giustozzi guarda la palla, un ball e uno strike. Palla battuta in foul interno, scusatemi, foul verso la terza base. Un ball, due strike. Questo è il conto su Gabriele Giustozzi. Palla che rimane leggermente esterna. Due ball, due strike. Palla spizzata in foul, conto invariato. 2-2, dunque. Strike out, backup guardato da Gabriele Giustozzi. Nel box di battuta il numero 14 è Daniel Grioli, posizionato in difesa sul cuscino di terza. Anche per Daniel Grioli, primo turno di battuta, primi dunque lanci che vede su di lui da partente Francesco Ridolfi. Incassa il primo strike.
un lancio che sembrava più strike di altri, però l'arbitro non è dell'avviso, dunque un ball e uno strike. Stavolta lo swing non può assolutamente appunto far sbagliare la chiamata dell'arbitro. Un ball, due strike. Una palla sulla parte bassa dello strike decreta il conto pieno, dunque 3 ball, 2 strike. Palla spizzata in foul, per poco il ricevitore non la blocca sul guantone. Se ciò fosse accaduto avrebbe decretato il secondo out. Ancora conto pieno, ancora Grioli difende giustamente il box. Conto sempre pieno. Strike out, guardato, bel K ancora, fino adesso 3 eliminazioni al piatto, fatto tutto da solo. Sentite l'effetto speciale del nostro regista. Nel box di battuta Lorenzo Garbuglia. Incassa il primo strike Lorenzo Garbuglia, esterno centro. Secondo strike, sempre nella parte bassa dell'area, filo basso dell'area dello strike. Cercata dal partente Francesco Ridolfi. Strike out, guardato, 3 lanci guardati e decreta il quarto eliminazione al piatto mentre noi mandiamo la pubblicità. E di nuovo in linea dallo stadio del baseball Rino Zangheri, parte bassa del secondo inning, attacco della New Rimini, nel box di battuta Andrea Gabrielli,
quinto del line-up. Palla molto esterna, primo lancio, uno slider che passa sul box di battuta dei battitori mancini addirittura. Questa sembrava una palla anche questa molto esterna, non è dell'avviso all'arbitro, un ball, uno strike. Gira una palla molto alta, preda dell'esterno sinistro. Prende F7, prima eliminazione, gira una curva che gli si è impennata troppo. Nel box di battuta Tommaso Signorile, il nostro ricevitore. Lascia passare e sfilare il primo strike. Secondo strike, uno slider sul filo esterno. Lanciatore noioso, così lo attribuisce il nostro regista. Palla altissima, una curva che non scende nell'area dello strike. Un ball, 2 strike su Tommaso Signorile. Palla girata, difende il piatto giustamente in foul. Un ball, 2 strike. Palla battuta verso il prima base che raccoglie, fa tutto da solo. Secondo out. Nel box Jacopo Tombari, un ricevitore normalmente, ma in questa prima partita posizionato come battitore designato. Palla molto palla esterna, dunque un ball. Secondo ball. Batte una volata che è una valida, l'esterno destro si fa ingannare e praticamente diventa un doppio. Bel doppio. Con 2 out, dunque seconda valida, secondo doppio consecutivo del New Rimini nel box di battuta. Adesso con l'ottavo del line-up, Yuri Cortesi, nostro interbase. Avete sentito passare il treno,
che decreta la seconda valida dell'altro effetto speciale appunto che ha messo in atto. Ecco, nella sconnessione prima lanciata non si è sentita. Parte subito con un lancio particolarmente veloce con uno strike guardato da Yuri Cortesi. Secondo lancio ball, ottimo riflesso del ricevitore che blocca il lancio ed evita l'avanzamento del nostro Tombari che è sulla seconda base. Secondo ball. Gira una palla in foul, si carica dunque foul di destra, palla sulle tribune addirittura. Il conteggio 2 ball, 2 strike. Palla battuta sul lancio sbagliato praticamente, entra il punto e permette l'avanzamento in seconda di Yuri Cortesi. Io avrei mandato la musichetta, non so se adesso sentiamo se classificatore come battezza. Valida? Errore, dunque non è corretto non mandare il treno. Su errore entra il primo punto della partita. Sicuramente una giocata però molto stretta perché il seconda base ha dovuto raccogliere oltre la seconda base la palla, poi nel girarsi velocemente probabilmente non è potuto essere preciso per assistere sul lanciatore, sul prima base. Primo lancio su Pini Romano che è il nono del line-up, è un ball. Punto. Secondo ball. Palla battuta è valida e con un singolo entra il secondo punto. Bella valida. Dite passare il direttissimo. Seconda apparizione nel box di battuta di Perazzini Enrico. 2-0 in questo momento il punteggio. Entra di nuovo con uno strike con l'uomo in prima base. Tentativo di pick off, nulla di fatto su
Romano Pini, sicuramente Pini Romano non è un giocatore lento da farsi cogliere. Gira in foul, un lancio probabilmente anche alto, però nel dubbio gira la mazza, probabilmente aveva chiamato un batti e corri. A questo punto massimo vantaggio per il lanciatore, per Francesco Longarini, 2 strike e 0 ball, di nuovo pick off, nulla di fatto. Ha fatto completamente imbrattare i pantaloni, l'unica cosa che ha prodotto a Pini Romano. Battuta in foul, colpisce la palla sulla scarpa, dunque nulla di fatto. Conto invariato con 2 strike. Un ball, 2 strike. Questo è il conto su Enrico Perazzini. Secondo ball e sulla palla bloccata con ritardo dal ricevitore, Pini Romano praticamente ruba la seconda base con uno scatto felino, arriva in seconda sul conteggio 2 ball, 2 strike. Di nuovo si stacca dalla base per provare il pick off in seconda, nulla di fatto. Conto pieno. Dopo essere andato sotto 2 strike, guarda bene i lanci e praticamente rimane sul conto pieno. Palla, una bella linea che non esce nel foul di sinistra, difende bene l'area dello strike Enrico Perazzini. Se fosse entrata questa linea sicuramente sarebbe entrato anche il secondo punto, il terzo punto. Out al volo, bella giocata dell'esterno centro che aggredisce la palla e elimina, peccato, una bella Texas che non cade però. F8, pubblicità.
parte alta del terzo inning nel box di battuta Tommaso Marinelli, che lascia il primo strike. Tommasi Marinelli, il ricevitore delle Pantere. Stavolta rimane il lancio troppo basso, un ball e uno strike. Qui stavolta la palla viene rilasciata male, un ball, 2 ball, 1 strike. Palla girata in foul sulle tribune, 2-2 il conto. Buona attitudine del ricevitore con la mazza, vediamo, bel giro. Bel K guardato però, anche questa volta fa tutto da solo. Nel box l'interbase Matteo Riccobelli. L'ultimo uomo del line-up. Primo lancio rimane troppo basso. Stavolta lo swing non può assolutamente creare dei dubbi all'arbitro. Un ball e uno strike su Matteo Riccobelli. Ancora swing in foul. Un ball, 2 strike. E K con swing. 2 out nel box, il lead off per la seconda volta Gabriel Perdomo. Battitore mancino, abbiamo apprezzato nel primo turno di battuta. Gira subito il primo lancio nel foul a sinistra sulle tribune. Palla è caduta dalle tribune in campo. Si carica subito di uno strike Gabriel Perdomo. Secondo lancio rimane esterno. Un ball e uno strike. Out al volo, una linea che va direttamente nel guantone del terza base. Noi andiamo in pubblicità.
Parte bassa del terzo inning nel box Amedeo Focchi che lascia sfilare giustamente il primo ball. Che Focchi seconda apparizione nel box. Ancora ball. Sempre esterno. 2 ball. Stavolta cambia angolo, entra nella parte interna e sul filo interno che procura il primo strike. 2 ball e 1 strike. Una palla curva che è aggredita dall'interbase per un lancio. Ottima assistenza. 6-3. Prima eliminazione. Nel box di battuta Thomas Canuti, autore prima di un bel doppio.